L'articolo 9 della Costituzione tutela gli animali, l'articolo 13 del Trattato di Lisbona li considera esseri senzienti. L'Unione Europea ha determinate norme per la tutela del benessere animali, però poi vediamo che negli allevamenti succedono cose inenarrabili, casi di maltrattamento animali, casi di mancanza di igiene, di cadaveri lasciati morire assieme agli altri animali. Abbiamo visto come diverse associazioni con delle indagini hanno sollevato questo problema, ad esempio Food for Profit è stato un docufilm importantissimo su questo. In Consiglio regionale ho denunciato più volte anche con interrogazioni e mozioni questo stato di cose. È importante che il benessere animali entri nelle agende dei consigli regionali, del Parlamento nazionale e dell'Unione Europea, ma con finalità serie, chiare, precise. È ormai insostenibile questo stato di allevamenti intensivi che creano inquinamento, gas climalteranti, che creano grandi quantità di reflui che poi vengono distribuiti nelle campagne, e quindi è ora di pensare alla riconversione di questi allevamenti, perché è un modello insostenibile, eticamente veramente poco sostenibile, anzi condannabile, e anche economicamente insostenibile, perché se non ci fossero i fondi pubblici gli allevamenti intensivi non esisterebbero. Quindi il nostro impegno di Europa Verde, di Alleanza Verdi Sinistra, è quello di puntare alla riconversione di questi allevamenti in allevamenti umani, dove si rispettano veramente quei principi previsti dall'Unione Europea e dalla Costituzione italiana. Noi crediamo che il benessere degli animali vada tutelato a 360 gradi, non solo quando si tratta di animali di affezione. Noi abbiamo tutti gli animali, anche quelli degli allevamenti intensivi in particolare. Abbiamo visto da alcuni docufilm che sono sottoposti anche in certi casi a situazioni al limite, insomma, della legalità, quindi andrebbe fatta luce su questo tipo di allevamenti. Il docufilm di Giulia Innocenzi punta un faro su alcune situazioni specifiche, speriamo che sia anche una leva per fare in modo che chi oggi governa si renda conto della situazione che è presente anche sul nostro territorio. Per conto mio, come consigliera regionale, ho fatto una mozione proprio in tema di benessere animale, moratoria delle nuove autorizzazioni, soprattutto per quanto riguarda gli allevamenti intensivi, per fare in modo che vi sia anche una dovuta informazione e formazione specifica per gli allevatori riguardo a questo tema particolare che ci sta molto a cuore. Noi siamo un'associazione per la tutela degli animali allevati a scopo alimentare, quindi lavoriamo per aumentare gli standard di benessere, diminuire l'impatto degli allevamenti intensivi e promuovere un'alimentazione più sostenibile. Noi lavoriamo con istituzioni, cittadini e cittadine e aziende per promuovere queste politiche, quindi un po' a tutti i livelli, far conoscere le necessità, fornire delle soluzioni, studiare questo fenomeno e capire quali possono essere modi per fare una transizione più sostenibile. I risultati principali dicono che benessere animale va di pari passo con prosperità economica, quindi animali con un migliore benessere animale sono più sani, sono meno stressati, producono di più e hanno minori perdite. Il benessere animale non deve essere considerato un costo, ma un investimento strategico per il futuro e per l'Europa.